Seconda corsa del convegno, il premio CAT 285 è una corsa dedicata a cavalli di 5-6 anni non vincitori di 10.000 euro in carriera sul miglio. Andiamo a leggere i cavalli partecipanti. Numero Fabiana Stecca, Roberto Faticoni, 2 End of West, Marco Stefani. Numero 3 Furia Light, VP dell'Annunziata, 4 Face to Face, SBF Filippo Monti, 5 Fortune Indal, Giuseppe De Filippis, 6 Frankie Bright, GP Minucci in seconda fila, il numero 7 Furioso Sadri, Carmine Piscoglio, 7 Fanny Gaitici, Salvatore Valentino, 8 Fatima delle Lame, Fabio Scatolini, 9 Iolo, Vittorio Vitti, 10 Fireplay Fox. Il numero 11 e il numero 1 sono legati dal rapporto di scuderia, la macchina stacca e i cavalli sono partiti. In questo momento provano a giocarsi il numero 3 di Furia Light ed End of West. End of West riesce a tenere la corda, arriva dietro di loro Frankie Bright che prova a infilarsi in eventuali posizioni libere, tiene la testa End of West, prova ancora all'esterno Furia Light, ma la cosa non sembra riuscire in questo momento. I primi 200 metri sono passati, 14-8, insiste ancora Furia Light con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che non sente ragioni, vuole andare davanti e quando sono passati 300 metri riesce nell'operazione. Quindi il numero 3 è Furia Light, è davanti, seguito da End of West, poi seguono tutti gli altri cavalli dopo un parziale comunque importante di 29-1 che ha contraddistinto i primi 400 metri di corsa. Le posizioni adesso ovviamente si definiscono meglio e a destra arriva Frankie Bright, seguito da il numero 8 di Fanny Guy TC e dietro Fanny Guy TC arriva anche Fair Play Fox, tutti questi a formare una linea esterna che ovviamente si mettono a destra dei cavalli che sono alla corda, quindi il 3, il 2, l'1 e il numero 9. 800 metri in 1,00 e qualche spicciolo, 15,3 la media chilometrica fino a questo momento quando la velocità è decisamente diminuita. E adesso andiamo sulla penultima curva con sempre Furia Light davanti a tutti, dietro c'è End of West. Numero 1 Fabiana Stecca viene squalificata, si muove da Furiosus Adri con Carmine Piscoglio che prova a muovere le acque e questo porta alla reazione immediata di Furia Light che allunga e si arriva agli ultimi 400 metri, lettera della scuderia 14,6, quindi sono accesi i motori, quelli importanti. End of West continua a seguire, sembra con del buono in mano e quindi Marco Stefani incomincia ad affacciarsi a destra del leader Furia Light e prova a lanciare lo speed. 15 per la curva, si entra in retta d'arrivo e ne abbiamo due davanti a tutti e sono Furia Light con VP dell'Annunziata che prova a difendersi dal ritorno di End of West. Dietro di loro abbiamo il numero 4 di Face to Face SBF e termina così con una bella vittoria di Furia Light che precede End of West e poi al terzo posto Face to Face 1.15.2, 2.04.8 il complessivo per la vittoria appunto di Furia Light, VP dell'Annunziata per Nicoletta Ravaioli come training. Questo castrone di 5 anni, figlio di Leggendario, che ha portato appunto alla vittoria il numero 5, secondo il numero 2, terzo il numero 4, poi abbiamo il numero 11 e il numero 7 a completare i primi 5 posti di questa seconda corsa del Savio.